Capo terzo. In sto tempo se venuo Gioane il Battista a predicare in tel deserto dea Giudea, dicendo: Fe penitenza, perché il se quarente il regno dei cieli. Perché questo è l'uomo che aveva parlare il profeta Isaia col gadito: Vose de chi siga in tel deserto, preparei a strada del Signor, vedreti sotrossi. Lui stesso poi, Gioane, aveva indosso un abito de peo de camei e una cintura de pe ligada ai suoi fianchi, e non mangiava altro che cavaette e miel salvadevo. Allora andava da Gerusalemme e tutta la Giudea e tutto il paese attorno del Giordano. E già battisai da in del Giordano, confessai i suoi peccai. Ma colga visto a venire a battisarsi da tanti farisei e sadducei, e gadito a ori. Razza de vipere, chi vega insegna a scampar da coera futura? Fedonca frutto degno de penitenza, e non vogge dir drento de vu, che avemo Abramo parpare. Perché, ve digo mi, che Dio è potente de far saltar fora de ste piere dei fioi de Abramo. Perché esa è a manera e a semessa so raise degli alberi. Se che donca un albero che non faccia frutto bon, el sarà tagià e butta in tel fogo. Mi, certo, ve battiso con l'acqua pa penitenza, ma quel che vegnerà dopo de mi, se de mi più forte. Mi non so degno de portare so scarpe. Iu ve battiserà col Spirito Santo e col fogo. Iuga e pa in te so man. E el ne darà ben a soara, e rancurarà il suo formento in graner, ma brusarà po e pace con fogo, che non si podrà mai destuar. Allora arrivà Gesù da Galilea sul Giordano, da Suane, perché el lo battisasse. Ma Suane non vuoi a minga, dicendo: Mico bisogno de venir battisà da ti, e invece ti vien da mi. Ma Gesù gli ha risposto: E a farpa adesso, perché così ne sta ben de servire a tutta la giustizia. E ora il gasa. Gesù cosa sta battisà, e se è venuto subito fuori dell'acqua. E ecco che i cieli si è aperto, e ha visto il Spirito di Dio che arzoso cofana coomba, e pusarsi sopra dea sua testa. E una voce ecco venuta dall'alto che ha detto: Questo è il mio figlio, quello che voglio tanto ben, e che di averlo messo tanto compiasso.